Gentili telespettatori, ben ritrovati. Itinerari turistici questa settimana si ferma a Castelfranco Veneto, città murata del 1195, città del Giorgione. Qui, queste vie, questi vicoli, lo videro passeggiare, lo videro dipingere e lasciare la sua impronta nel tempo. Viaggi sorprendenti ci aspettano, ricchi di storia, cultura, colpi di scena, cose che ancora non conoscete e che porteremo nelle vostre case, puntata dopo puntata, camminando nella storia. Sarà l'assessore al turismo Gianfranco Giovene che ci accompagnerà in questa nuova avventura. Andiamo subito a conoscerlo. Buongiorno Gianfranco. Alle nostre spalle Villa Barbarella. Casa natia di Giorgione. Villa Barbarella del notaio Barbarella, proveniente da Milano, nel 1400 si insedia in questa casa, in questa magnifica villa. E da qui parte naturalmente l'avventura del nostro grande pittore Giorgione. Gianfranco, si pensava che Giorgione fosse di famiglia umile, invece non era così. La storia contemporanea dice invece che era figlio del notaio Barbarella, che dimorava in questa villa e di conseguenza di famiglia ricca. Qua dietro abbiamo la sede del Conservatorio di Castelfranco Veneto della provincia di Treviso e Belluno, ma soprattutto la casa natale di Giorgione, della famiglia Barbarella. Si riconosce da cosa? Si riconoscono dagli stemmi che sono stati da poco restaurati e che appunto danno indicazione dell'originalità di Villa Barbarella. Non si sanno molte cose dell'infanzia del Giorgione, Gianfranco, ma si sanno molte cose di quando da adulto percorreva le vie del centro storico. Vogliamo ripercorrerle anche Certamente. noi? Adesso andremo subito alla casa di Tuzio Costanzo. La portiamo subito al nostro pubblico a casa, andiamo. A 2 passi dal conservatorio, Gianfranco, passeggiando, troviamo la casa di Tuzio Costanzo. Chi era? Già viceré di Cipro, trovò dimora a Castelfranco Veneto quando fu fatto rientrare assieme alla regina Cornaro, e alla regina Cornaro gli fu affidato il ducato di Asolo. Lui si insediò a Castelfranco. E difatti fu lui che commissionò al Giorgione la pala della Madonna con il bambino, vero? È vero, e adesso andremo a vederla naturalmente portandoci al Duomo di Castelfranco. Andiamo. Eccola la chiesa, un grande complesso architettonico e le porte si stanno aprendo per noi, ma prima raccontiamone la storia, facciamo un passo indietro. Eh sì, torniamo al 1200, quando la chiesa non era ubicata così, ma era ubicata in questo spazio antistante, dove vedi il verde, ubicata tra est e ovest. Era una chiesa messa male, di conseguenza non si poteva pensare di mantenerla, e fu affidato l'incarico all'architetto Preti, giovanissimo architetto e studioso di Castelfranco, che progettò questo meraviglioso edificio. Iniziarono i lavori nel 1724 e terminarono nel 1777. 50 anni dopo circa. Quasi 50 anni. Ma chi era l'architetto Preti? L'architetto Preti era uno studioso che faceva parte delle 5 famiglie di Castelfranco e che giovanissimo gli fu affidato l'incarico, nonostante non fosse laureato in architettura, ma era un matematico, appunto, gli piaceva studiare la materia, sicché sotto la regia della famiglia Riccati cominciò a progettare il Duomo di Castelfranco. Una torre campanaria però che si discosta da questa architettura. Sì, le torri di Castelfranco erano 8, poi 2 furono abbattute, ne rimangono 4 più questa naturalmente che funge da torre campanaria ed ha una storia che risale agli Ezellini. E allora entriamo e andiamo a vedere la grande bellezza, perché è qui che è esposta la pala del Giorgione. Sì, e troveremo un'esperta di Giorgione, l'architetto Daniela Dal Pos. Andiamo subito a conoscerla.
Il committente della Pala di Giorgione è Tuzio Costanzo, di cui abbiamo lasciato la casa, l'abitazione prima, e ne parliamo con Danila Dal Pos. Buongiorno Danila. Buongiorno. Eccoci qua con la nostra pala, il nostro capolavoro. Ecco, di Giorgione Castelfranco possiede soltanto 2 opere che sembrerebbero essere pochissime, ma che di un artista di cui all'unanimità si riconoscono solo 20 opere, diciamo che 2 opere sono un buon numero. Ma soprattutto sono 2 opere particolari. La pala, che è l'unica pala d'altare che Giorgione dipinge, e poi il fregio, che è l'unico affresco conservato pressoché intatto di un autore che inizia la sua opera, come tutti i pittori di area trevigiana, come frescante. La pala viene commissionata da Tuzio Costanzo a Giorgione intorno al 1498 e ha un duplice scopo. Prima di tutto quello di raccontare la storia dei Costanzo, mostrare le loro origini, mostrare l'alta nobiltà e far vedere anche i ruoli acquisiti, e seconda cosa deve mostrare a Venezia che Tuzio ormai è profondamente radicato nel territorio e non ha nessun bisogno di ritornare a Cipro come Venezia teme. Nel 1498 Giorgione comincia a dipingere da pala, ma Danila abbiamo dei colpi di scena. Certo, perché alla fine del 98 e all'inizio del 99 muore in guerra il figlio prediletto di Tuzio, Matteo Costanzo, e Tuzio non può esimersi dal raccontare nella pala questa morte recente, per cui ferma Giorgione. La pala viene trasformata, quello che sulla pala era un gradino alla base viene trasformato in un sepolcro al quale viene affisso lo stemma dei Costanzo, che allude a questa morte recente di Matteo. E uno dei 2 santi, San Nicasio, quello sulla sinistra, assume i connotati, diventa il ritratto di questa giovane morte. Non si dipinge ciò che si vede, ma si dipinge ciò che si sente. E cosa si sente e cosa si vede in questa pala? Ecco, in questa pala ci sono 2 santi in primo piano, San Francesco sulla destra e San Nicasio sulla sinistra. Perché questi 2 santi? Perché uniti insieme vengono venerati solamente in Sicilia, e questo è un chiaro riferimento alle origini siciliane della famiglia Costanzo. Poi San Nicasio è anche un santo di antica nobiltà, e questo vuole mostrare l'antica nobiltà dei Costanzo. Così pure il vessillo che tiene in mano San Nicasio allude a un ordine particolare, che è quello dei Giovanniti, ordine prestigioso nel quale la famiglia Costanzo aveva ottenuto incarichi di estrema importanza. Ma la pala racconta delle realtà che non si scorgono al primo sguardo. Certo. Gli abiti della Madonna, per esempio, non sono quelli consueti con cui l'abbiamo sempre vista, e la stessa altezza del trono non è la solita. Bisogna venire qui e cominciare a guardarla con occhi diversi. Ma altre sono le opere importanti presenti in questa chiesa a disposizione dei turisti, e precisamente in sacrestia. La sacrestia è una sorta di caveau della città, perché qui sono raccolte tutte le opere che la Chiesa ha salvato da quella che è stata la cessazione dell'attività dei monasteri, ma anche la demolizione di alcune ville storiche. Allora, sono opere essenzialmente del Cinquecento, ma quello che è interessante è che 3 di questi autori presenti sono niente di meno che castellani, nascono a Castelfranco. Tra questi Ponchini, Paolo Piazza e Pietro Damini. L'opera però più consistente e più importante sono i 7 lacerti provenienti dalla Villa Soranza di Treville, opera dell'architetto San Micheli, i cui affreschi risalgono a Veronese e ai suoi collaboratori, che sono Zelotti e Canera, una trentina di opere da gustare.
Prima di uscire ci soffermiamo un attimo davanti all'Assunta, un'opera maestosa di Giuseppe Bernardi detto Il Torretto. Ma chi era? Giuseppe Bernardi è il primo maestro di Antonio Canova e la maestria dell'artista la si vede da questo vortice che coglie l'Assunta e che la porta verso l'alto. E si può capire solo vedendola qui, di persona. Il Torretto fu il primo maestro del Giorgione a cui è dedicata una mostra, Canova e Giorgione, storia di un autoritratto. La troviamo dove? La troviamo al Museo Casa Giorgione, che già ospita il fregio di Giorgione, quindi sicuramente da visitare. Quindi ci diamo un altro appuntamento, perché tante sono ancora le cose da portare al nostro pubblico a casa, qui sul Giorgione, su Castelfranco. Ida, ti aspetto ancora a Castelfranco a visitare il Museo Casa Giorgione. Però ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Senz'altro. Grazie amici di aver passeggiato con noi a Castelfranco Veneto. Io vi do appuntamento alla prossima avventura di itinerari turistici. Vi ricordo, se avete piacere rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.medianordest.it nella sezione produzioni. Buona serata!